Vinitaly non è solo vino, oggi parliamo con Enzo Gambin, direttore dell'AIPO, e parliamo di olio. Sono qui con Gambin, il direttore del consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP. Ci racconta la vostra realtà e le motivazioni per cui siete qua oggi al Vinitaly. Iniziamo dall'ultima domanda: perché siamo qui al Sol Vinitaly? Per un semplice motivo: dobbiamo promozionare, far conoscere al pubblico, ma soprattutto ai consumatori, una realtà molto importante per il Veneto, ma per tutta l'Italia, che è l'olio extravergine di oliva Veneto DOP, un'olivicoltura tradizionale, millenaria nel nostro territorio, ed è da questo legame storico e geografico con il territorio che la Comunità Europea ci ha riconosciuto la denominazione di origine protetta. Quindi anche in Veneto ha un'olivocoltura che si fa riconoscere, un olio particolare a denominazione protetta. Quali sono le caratteristiche di questo olio? Le caratteristiche di quest'olio: pensi che nel I secolo a.C. già Appicio, un gastronomo dell'antica Roma, consigliava di crearsi un olio uguale a quello che proveniva dal nord Italia, proprio dalle colline e dall'area pedemontana del Veneto. Un olio dalle caratteristiche particolari, un'armonia fra i piccanti e gli amari, alti o altissimi contenuti di acido oleico. Pensate che è l'unico disciplinare di produzione al mondo che tiene l'acido oleico con tenori superiori al 75%. Un olio quindi dalle caratteristiche chimiche eccezionali. Se poi passiamo ai sapori, abbiamo gli amari, i piccanti e un sapore erbaceo che difficilmente si riscontra in altre zone. Un tema che è sempre dibattuto: quanto deve costare un olio di qualità? Un olio di qualità costa nella maniera in cui è alta questa qualità intrinseche di un olio extravergine di oliva, nell'acido oleico. Il tenore più alto è l'acido oleico, più abbiamo qualità nell'olio, la presenza di fenoli o polifenoli o biofenoli, degli antiossidanti naturali che danno quei sapori di amari e di piccanti. Monica Vaccarella, socia del consorzio dell'olio Veneto DOP. L'olio è donna? Ma certo che è donna, ormai sempre più donne ricoprono il ruolo di imprenditrici, ricoprendo l'intera filiera, quindi stando sia nel campo che nella promozione dell'olio, nella promozione del nostro consorzio, e quindi una filiera completa a 360 gradi. Sappiamo farlo, sappiamo promuoverlo, parlare di territorio, e quindi chi meglio di una donna può emozionare raccontando l'olio extravergine di oliva. Un ambiente che per alcuni magari può sembrare maschile sempre, però in realtà cominciano ad esserci tante donne. Sì, anche in una regione vocata nella viticoltura, l'olivicoltura sta prendendo il suo piede, soprattutto da aziende condotte da donne, appunto perché abbiamo questa capacità di saper raccontare le nostre storie, fare l'accoglienza e quindi olioturismo nelle proprie aziende, e anche ovviamente da assaggiatrice professionale saperlo fare degustare e riconoscere un buon olio di qualità.